La segreteria provinciale dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria USPP denuncia con fermezza l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi presso la casa circondariale di Agrigento. Un detenuto di nazionalità italiana ristretto nel reparto di media sicurezza al terzo piano del lato sinistro ha aggredito con inaudita violenza l'addetto al piano, colpendolo ripetutamente con pugni al volto. L'episodio è scaturito dal diniego alla richiesta di fruizione dell'ora d'aria avanzata oltre l'orario consentito. Nonostante le puntuali e professionali spiegazioni fornite dal personale, il detenuto ha reagito dando in escandescenza, preferendo pesanti ingiurie e bestemmie all'indirizzo dell'agente per poi scagliarsi contro di lui con estrema brutalità, colpendolo con violenza tale da portargli evidenti lesioni al volto. Solo grazie al tempestivo e coraggioso intervento di un'altra unità di personale ha immediatamente lanciato d'allarme ed è prontamente intervenuto, riuscendo a contenere la furia del detenuto. Si è evitato che l'aggressione degenerasse in conseguenze ben più gravi. L'operatore, con grande professionalità e senso del dovere, è riuscito a bloccare il ristretto nonostante l'elevato rischio, mantenendo il controllo della situazione fino all'arrivo di ulteriori unità di polizia penitenziaria che hanno definitivamente messo in sicurezza l'area. Il collega aggredito, che presentava evidenti tumefazioni al volto seguito dalla brutale aggressione subita, è stato immediatamente trasportato presso il locale ospedale di Agrigento, dove i sanitari, dopo gli accertamenti del caso, hanno riscontrato lesioni tali da rendere necessaria una prognosi di diversi giorni. La segreteria del sindacato evidenzia come questo episodio non rappresenti un caso isolato, ma si inserisce in una lunga e ormai allarmante scia di aggressioni che continuano a verificarsi con preoccupante frequenza all'interno dell'istituto agrigentino. Si tratta di una deriva che non può più essere ignorata, che testimonia un progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza. Il personale della polizia penitenziaria è ormai allo stremo, costretto quotidianamente a operare in contesti difficili e spesso ingestibili, con carichi di lavoro sempre più gravosi, organici insufficienti e strumenti inadeguati. La segreteria provinciale del sindacato ribadisce pertanto con fermezza che la sicurezza del personale non può più essere considerata una questione secondaria né tollerare ulteriori ritardi o sottovalutazioni. Servono risposte chiare, interventi incisivi e azioni tangibili capaci di restituire dignità e tutela a chi ogni giorno opera in prima linea.